Morta 4 ore dopo aver messo alla luce il suo secondo figlio, un maschietto. Il dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una donna di 34 anni, originaria della provincia di Lecce, Francesca Schirinzi, giovane estetista residente con il marito Antonio Giordano a Dannone Veneto, in provincia di Venezia, ha partorito il figlioletto sano e vitale poco dopo l'1:30. Un parto indotto alla 38ª settimana perché la donna presentava una pressione leggermente alta. Tutto è filato liscio, ma un paio di minuti dopo la nascita del piccolo, Francesca è andata in arresto cardiaco. Rianimata e sottoposta a una serie di accertamenti, è stata condotta in sala operatoria per la ricerca e l'eventuale controllo delle cause di un sanguinamento vaginale. Successivamente è intervenuto un ulteriore arresto cardiocircolatorio con un'emorragia per la quale si sono messi in atto tutti i presidi necessari e la paziente è stata portata anche in sala operatoria proprio per fare una revisione più approfondita del proprio stato clinico. Purtroppo al terzo arresto cardiocircolatorio non è stato più possibile recuperare la donna e quindi abbiamo dovuto constatare il decesso. Sono stati i medici a dare la terribile notizia al marito. Il marito in particolare è stato subito avvisato della drammaticità degli eventi, abbiamo offerto il nostro supporto psicologico, stiamo appunto adesso vedendo di dare del personale qualificato che lo possa aiutare in questo momento così tragico. Vicinanza alla famiglia e all'equipe sanitaria è stata espressa anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli stessi sanitari hanno avviato tutte le verifiche interne per andare a fondo delle cause e delle circostanze della morte della 34enne, già mamma di una bambina di 3 anni e mezzo. Certamente noi vogliamo capire cosa è successo, tant'è che è già stato chiesto il riscontro diagnostico per chiarire la situazione. È ovvio che qualora l'autorità giudiziaria dovesse manifestare interesse per il caso, la salma rimane a disposizione e quindi sarà compito di altri di chiarire cosa è successo. Contemporaneamente comunque noi internamente abbiamo avviato e stiamo conducendo un'indagine interna per verificare che siano stati osservati tutta una serie di protocolli, di attività correlate alla gestione del rischio clinico e per la prevenzione appunto di eventi di questo genere.